si appassiona, possiamo dire che lui è proprio un cultore della tradizione di questa città, si appassiona al ballo sardo, poi impara a suonare l'organetto, quindi gli strumenti tradizionali, e poi 7 anni fa questa passione si evolve e si amplia fino a toccare appunto il costume tradizionale. Questa passione l'ha portato ad imparare l'arte del ricamo, dell'intaglio e del cucito, attraverso i quali crea bellissimi abiti tradizionali e cerca con meticolosa diligenza di preservare l'autenticità di ogni singola parte che li compone. Entriamo subito nel vivo di questa serata e godiamoci la sfilata di Caterina Serra e Antonio Magnu. Che posaio su il sotteo, che floresce come en tenue en estos queros, raios de alta y de albileo, de opena camino e come da violos, de opena respeto que nadie. Que en tu disitosa que en tu pensamiento, que en tus ondas cada día, y en un día así, mil testamento.